tutti matti, spassa che le assalti. Oh, Iride, ma siete già arrivati? Siete già, ma siete, scusate, ma Moreno, dove Moreno? Il tecnico qua mi ha detto che bastava andare dietro per di là è un labirinto, mi sono per... Buonasera, che gentili, ma quanti che siete, orco cani, e non pensavo mica io, tutta questa... D'altra parte, avete ragione a essere venuti, sapete? Sì, sì, perché questa sera qui io vi racconterò la pura vera verità su tutta questa storia qua, altro tutte queste frottole che si sentono in giro. Sì, io... Oddio, proprio verità. È che con l'età, sapete, e poi c'è un altro problema, che siamo rimasti in pochi a conoscerla veramente questa storia qui. Siamo rimasti proprio pochi. Questa è la vita. Scusate, mi sono perso. Cos'è che stavo dicendo? Ah no, sì, aspetta, sì, che siete stati gentili a venire fin qua, sì, che bravi. E avete anche pagato, vero? Cos'è che ridete? Non avete pagato? Ah, perché fuori c'era scritto ingresso libero? Porco can. E fuori si è scritto ingresso libero, ma l'uscita... No, non preoccupatevi, tranquilli. No, solo il vostro buon cuore. È che porrete sti qua che organizzano qua lo spettacolo. Hanno speso una barca di soldi per il teatro, anche per i manifesti, le locandine, tutte queste robe qua. Guglielmo! Dov'è Guglielmo? Guglielmo, dove sei tu? Guglielmo! Non viene fuori. Digli com'è il bilancio. E anche il riscaldamento. Riscaldamento sto anno, questo freno, un sacco di soldi. Sergio, ero dove Sergio? Sergio, quello che tira giù i conti dei riscaldamenti. Le piccenine, non l'avevi visto? Non se lo vede bene perché le piccolo, niente, però è bravo a fare i conti, Urco Canse è bravo a fare i conti. Scusate, mi sono perso, cos'è che stavo dicendo? Ah sì, no, scusate, sapete, la verità. Questa sera la verità. Sì, perché quel bandito lì, quello là che ha scritto tutte quelle storie, quelle frottole, quell'Oscar, io non lo so l'inglese, di Oscar Wilde, non lo so, insomma, quello lì che ha scritto tutte quelle menate sul gigante egoista, non è vero che era egoista, Io mi indigno, la storia è lunga che mi indigno. La vita che mi indigno io fin da giovane, perché non è solo un problema dell'età, è anche un problema del carattere, no? Che uno gli viene il carattere così che quando vede certe porcherie e si indigna, no? E quella volta quando eravamo giovani ci chiamavano contestatori, cappelloni, figli di fiori, sessantottini. Poi hanno cambiato le mode, no global. E adesso li chiamano, anche la parola che non sono capace, che di nuovo in inglese la deve essere indignados, non ho capito. Dov'è che ero rimasto? Mi sono perso di nuovo. Oh mamma mia. Ah sì, a Wilde. No, il problema è che quando io mi indigno, capite? Perché con tutte le porcherie che si vedono in giro, tutta sta gente che va in giro ben vestita, eleganti, vestiti grigi, eleganti così, che fanno tanto di quello, che io gli spaccherei la testa, aia, cane, il denoccio. Me lo dicevano sempre quando eravamo bambini, che saltavamo giù dagli alberi, lo sai, dai Sareser, Potutum, dai muri alti, Potutum, salta, te vedrà la vecchio. Te vedrà la vecchio, sì, ma scusa, se da bambino almeno non provi a volare, che senso ha tutto quanto? Scusate, dov'è che ero rimasto? Ah sì, aspetta, sì, no, ecco, fatemi un piacere, per favore. Questi qua davanti che sono i più simpatici, una sera, sì, perché questi qua rischiano, sapete, l'attore quando parla, soprattutto quando si indigna, saliva.
Ecco, quando vedete che mi perdo, che vado via, che sfarfallo, che non capisco bene cosa sto dicendo, no? Mi fate no, più pianchio, così, se sente tutti leggero, segnetto, ti là, miso, fa così, che mi capisci. Proprio, sì, no, adesso cominciamo subito, perché sono tornato in qua, ogni tanto mi riprendo, scusate. Altro che le frotole. Stasera il processo. C'ho gli atti, e degli atti io c'hai anche, perché qua non se ne vede mica. Tutte frotole, tutti che conta palle. Palle non è molto elegante, si dice così, qua hai cambiato tutto sto mondo. Gli atti, questo lo metto. Guarda che banchetto qua che hanno sto teatro qua, giusto con la mia età. Atto primo, quello che scrive il Wilde. Tutti i giorni, finita la scuola, i bambini andavano a giocare nel giardino del gigante. Era un giardino grande, bello, questo è vero, coperto di tenera erbetta verde. Qua e là sull'erbetta spiccavano fiori simili a stelle. Che poesia! In primavera i 12 peschi si ricoprivano di fiori rosa perlacei, in autunno davano frutti. E gli uccelli si posavano sugli alberi e cantavano con tanta dolcezza. Puoi sbassare ancora un po' il microfono, se no spara troppo P. Monade. Un giorno il gigante tornò. Era stato a far visita al suo mago, il mago di Cornovaglia, e la sua visita era durata 7 anni. Al suo arrivo vide i bambini che giocavano nel giardino. Che fate voi qui? Esclamò con voce burbera, eccetera. Il giardino è solo mio, lo sappiano tutti, nessuno lì fuori di me può giocare qui dentro. Costruì un alto muro tutto intorno e vi affisse un affisso. Gli intrusi saranno puniti. Era un gigante molto egoista. Frotole, non è vero, ma non è vero, questo qui non sa niente. Io c'ero. I 12 peschi che in primavera facevano i frutti rosa, i fiori rosa perlacei, ma che male sono ste qui? Erano peri, non erano peschi, e non facevano i fiori rosa perlacei, facevano fiori bianchi, una marea di fiori che pareva un bouquet di fiori, e poi nascevano le peretole, e noi peschi in autunno, a fine giugno le peretole di San Piero, che quando che te le morsega, prima le diventa nere che te par quasi che le fanno schifezza, invece sono buonissime. Ci siamo fatti di quelle spanzate. Sì, perché quando eravamo bambini andavamo là a giocare. Giochi, no, le femmine non c'erano, parliamoci chiaro. E no, per la parità, equoparità di quelli di diritti che non c'erano, perché le femmine che senso, erano giochi da uomini, con le fionde, con gli archi, le frecce, giocavamo agli indiani. Era bellissimo. E dopo con quegli amici là abbiamo fatto anche il gruppo rock. Tutti facevano un gruppo rock in quegli anni là, sapete? Anche noi, e che rock. Per esempio, la batteria era fatta con i bidoni del DAS. Sapete cosa è il DAS? Perché qua capite di mancanza di ignoranza, qua non c'è conoscenza delle robe. Il DAS, quello che ci metti dentro, ma quelli grandi così, non suonava tanto. Poi eravamo in 3. Io, Manuele, Giovannin, che però è andato via, dopo è arrivato Elio, quello che adesso fa il geometra in Venezuela, e mio fratello Sergio. Di mio fratello Sergio parlerò dopo perché è importante. Eravamo 3 con 2 chitarre. Soldi non ce n'erano mica tanti, E allora ci facevamo un turno delle 2 chitarre, se le trovavamo in 3. E poi abbiamo comprato anche la chitarra elettrica. Poi non sapete niente, non importa. No, la chitarra elettrica, la testina della chitarra elettrica. Sapete cos'è la testina della chitarra elettrica? Siamo addormentati? Mancanza di ignoranza. La testina si ficca sotto le corde, così ciapa il suono e lo butta dentro nell'amplificatore. Che non ce l'avevamo l'amplificatore, però faceva. Poi però l'abbiamo comprato. L'amplificatore era bellissimo,
4 watt, una potenza. Abbiamo comprato, 6 mesi messi via i soldi per comprarlo, siamo arrivati a casa, sì, però c'era un problema, che a quell'epoca là c'era il 220 e il 125. Sapete cosa vuol dire? Oh, sì o no? Sì, la corrente fa 220 e c'erano delle zone, delle strade col 220 e delle strade col 125. Oh, buonasera, ciao. Dove abbiamo comprato di seconda mano, no, la potenza là era il 125, dove casa nostra era il 220. Con la spina, vran, dai, rai, rai, ri, rai, ra, vran, dai, che figata trai, senti che spuzza, porca Eva, la spuzza, che c'è stata la spina, altri 4 mesi a mettere via soldi per aggiustare l'amplificatore. Ma perché vi racconto? Perché non mi tossite, per favore? Sì, grazie. Quando vedete che sfarfallo così, dov'era il processo che mi sono perso di nuovo? Dov'era? Ah no, aspetta, c'è ancora, che mi dimenticavo. La batteria. L'abbiamo comprata. No grande, piccola, perché ci abbiamo scritto sul nome gli aironi. Volano gli aironi, no? Però non era pelle quello dove abbiamo pitturato il nome, era colla e vinavil, perché ogni 6 mesi cambiavamo il nome. Le sfingi, poi cos'è che era quell'altro? I grifoni, non ho mai capito se i grifoni volassero, le sfingi, però insomma comunque erano bei nomi, suonavano bene. Il problema è che ogni 6 mesi, cioè, facevamo il concerto. E dopo cambiavamo nome perché sennò non ci chiamava più nessuno quella roba là. E poi però facevamo le tournée, sì, abbiamo fatto le tournée a Costa, a San Pietro e Paolo, al Patronato Costantini, che era una roba anche fuori provincia. Faro d'Alpago. La 1100 di mio papà, con 5 di noi, perché si era soltanto anche il tecnico, che sperava, guardava se c'era il 125, 220, faceva altro. Tutti dentro, in 6 eravamo, che se ci ferma la polizia ci arresta tutti quanti, come mio papà prima, tutti gli strumenti, cassa, chitarre, questo, Faro d'Alpago, grande concerto. Mio papà non gli piacevano tanto. Dio è morto a Auschwitz, che colpa abbiamo noi? A lui gli piaceva la Mina, che a quel tempo era anche una bella, anche adesso canta da Dio, cioè, per carità, eppure ci portava lo stesso mio papà. E sapete, io ho un'idea che è stata per colpa di quelle canzoni lì, se ancora adesso sono qua a ricordare queste cose e a fare queste battaglie qua, sì, e noi non ci saremo, i nomadi. E sapete un'altra cosa anche? Io credo che siamo stati proprio felici in quel periodo là. Perché eravamo felici sul serio, sapete perché? Perché è forse solo a quell'età là che c'hai quegli amici lì, quegli amici che non sbagliano mai, che sono toghi. Sapete cosa vuol dire toghi? Mancanza di ignoranza, non si usa più niente, qui a dire buono. Beh, insomma, hai pregiudizi, ma li hai all'incontrario, quelli i tuoi amici non sbagliano mai. E dopo invece passa vi ho pregato per favore, cioè ho dei problemi con l'età, poi sapete con l'età si rincrede, no, solo che di emozioni magari di più a parlare, insomma, mi aiutatemi a benedetti, se no, beh, insomma, venivamo quasi tutti i giorni d'estate nel giardino del gigante, e di nascosto, perché dicevano tutti sì che era cattivo, che era egoista, dicevano che ti sparava dietro se ti vedeva, ma noi, io giuro, a noi non ha mai sparato,
E poi io sono convinto che lui ci avesse visto. E sapeste che giochi facevamo quella roba lì. Che robe. Perché poi cercavamo le robe, avevamo coraggio, guardate che andavamo a bere l'acqua degli uvi. La spusa, ci vuole coraggio per fare a bere l'acqua degli uvi. E poi facciamo tutti i giochi con gli indiani. Quel giorno là avevamo preso Sergio, mio fratello, che mi dispiace che non è qua stavolta, per lui non se lo ricorda mica questa cosa qui, perché lui era più piccolo di me, parecchio più piccolo, però era grosso, no? E allora quando gli davi andava bene perché lui non piangeva tanto, ma soprattutto aveva un pregio. A mia mamma non gli diceva niente. E allora potevamo torturarlo bene. E quel giorno lui doveva svelare il segreto della grotta su in cima, sotto il monte Altare che avevamo trovato lì. Prima la tortura peggio, quella peggio di tutte quante. Lo abbiamo ciapato, l'abbiamo legato su un calpon. E abbiamo cominciato a fargli il solletico. Ma era duro, Sergio, era un duro, ma duro, anche adesso litighiamo sempre, no? Allora abbiamo detto, se non molla col solletico gli diamo fuoco. Gli abbiamo tolto le scarpe, i calzetti, gli abbiamo messo tutti i legnetti attorno, sempre una scatola di fulminanti in scarsella, mi raccomando, è fondamentale, sempre una scatola. Tira fuori, stavamo dandogli fuoco, fate voi là, Niente, slegatelo subito. Chi? Slegatelo subito. E adesso giù. Adesso giù. Tutti e quattro. Per me sto qua ci dà una carica di botte. Senti, non è meglio che scappiamo. E se ci prende? Ma non hai visto mo? È vecchio, col bastone. Non ci prende? No, scappiamo, dai. No, fermo. E se siamo a tutti i fituai che là sotto, che quelli là non sono vecchi, ci ciapano, ci danno una cargata di botti, insomma. Io non ho mica capito perché, ma non siamo scappati. E giù, cammina giù per la riva, là. Non so se voi conoscete quella roba là, ci porta giù, ci porta fin dentro in casa. Quando ci ha portato in casa è stata la tragedia. Questo qua, perlomeno ci sarà in cantina, non ci mola più. Mia mamma mi fa una testa così quando non arrivo a casa stasera. E lui invece è andato là, verze la cardenza. Oddio, ci copa tutti e quattro. Adesso tira fuori un coltellone così, come il babau, come Barbablù. E lui invece ha tirato fuori un vaso di vetro, e dentro l'ho aperto, sapete cosa c'era dentro? Le sbreghe. Cos'è che ha detto? Cosa sono? Oh, mancanza di ignoranza, non sapete cosa sono le sbreghe? Oh mio Dio, siamo rovinati, il mondo è cambiato. Quando... Biscotti! Oh! Sono delle robe tipo grandi così, che è come tutta una roba con le mandorle, col pane, insomma, buone. E assieme alle sbreghe, sapete cosa ci ha dato? Ha tirato fuori 4 bicchieri, anzi 5 per lui. La spuma. Sbreghe e spuma, il massimo Cristoforo di... E poi dopo ci ha detto se volete potete tornare a trovarmi. E mentre lo diceva gli occhi sorridevano. Non era egoista. Eravamo là noi quella volta lì, non era egoista. Chissà perché. Le sbreghe
Lo sapete dove le facevano le spreghe? Che adesso li chiamano i cantuccini. Ma sono i cantuccioni, no, i cantuccini. A Longarone. A Longarone. Era giovedì mattina. La scuola era cominciata il 6 di ottobre, perché su qua al Dante, qua dietro, no? I preti non cominciavano mica il 1 di ottobre, perché sennò dal 1 fino al 6 gli toccava dargli da mangiare agli interni che venivano giù da Belluno, no? E così risparmiavano una settimana, mica stupidi i preti, E così, la storia era questa. E allora avevamo cominciato il lunedì 6 e era il giovedì. E quella mattina io, come al solito, anch'io oltre che i preti ero in ritardo, sempre in ritardo. E tanto è vero che mi sono preso tante di quelle note, il suo figlio deve arrivare in orario, insomma ero molto preoccupato, era il primo anno delle superiori. Sì. Quella mattina insomma correvo, corri, che ogni tanto trovavo Don Mioto che quando pioveva cantava ma piove sul nostro amore, che a me mi faceva, ma comunque quella mattina Don Mioto era già dentro a insegnare e non c'entrava niente. Arrivo dentro, tutto quanto, adesso sopra la porta, dico l'apro o non l'apro, e quell'altro mi dice ancora in ritardo. Al quarto giorno entro dentro e il professore mi disse buongiorno. Però in classe c'era come, sai quelle cose che non capisci perché, c'era come un silenzio, c'erano tutti in silenzio, il professore che stava in silenzio, ma c'era come. Allora sono andato al mio banco che era il secondo e sul primo mancava, era vuoto un posto. Allora io faccio Nino, ma che cosa è successo? Non sai niente? Mi fa, se ti domando cosa vuoi che sappia? È scappato. Come è scappato? È scappato Renato. Ma dove è scappato Renato? È scappato dal collegio, ha preso il treno, è andato su a Ponte, fino a si arriva. So che si arriva anche su a Scalazzo oppure a Belluno, dipende da che parte che. Ma no, ma non sai niente tu proprio. No, non so niente. Ma non lo vedi? E mi ha indicato l'altro compagno. Sì, che avevo visto che era strano, stava così. E ogni tanto faceva così. Ma allora non so, è cascata la diga. Come è cascata la diga? Che diga? La diga del Vajont. Come? Caduta. Si dicono che ci sono 5-6 morti. Lui è scappato su per. Non lo sai, mica a 14 anni. Che può cascare giù una diga. E può fare 2000 di morti. E che se vai su Piave quella mattina li vedi passare là i morti trascinati dalla corrente. Non lo sai mica a 14 anni che gli ingegneri possono sbagliare e soprattutto sbagliano perché fanno una diga a 60 metri più alta di quello che era il progetto, senza le autorizzazioni, senza niente, solo perché così c'è un business di più e si vende meglio all'Enel. Tu pensi a 14 anni che i medici sappiano fare il loro lavoro, che la morte non esista a 14 anni. E quella notte là, Renato, quello che è scappato, la diga gli ha portato via sua mamma e 2 sorelline. E invece a Giovanni, quest'altro qui, è stato fortunato, gli è morto solo la nonna e il nonno, morto ammazzato. Loro si sono salvati perché intanto erano andati a abitare a Codisago 2 o 3 anni prima. Grande inventore, belle invenzioni. Scusate, mi sono perso di nuovo. Scusate. Non era egoista. Aveva una casa grande, ma grande col capannone, l'altro capannone dietro. Oh, sapete lui dove abitava? Su un pezzettino piccolino, piccolo. Si saliva sulle scalette, c'era la cucina, il suo studiolo, corridoio,
ma piccola, mica grande, poi la camera da letto e poi il bagno, perché ci vuole il bagno, e lui è sì, su questo era avanti, perché noi quando eravamo bambini non ce l'avevamo il bagno, se ne andava fuori nella cagadora, e poi c'aveva la stanza di suo figlio Flavio, che però noi non l'abbiamo mai visto, poi e dopo quando abbiamo saputo insomma che era, si dice così, no? Quando uno ha i soldi, era messo in clinica, che se uno non ha i soldi invece si chiama manicomio, e che comunque era così. Comunque lui era una persona importante. Io non ho capito quello che diceva prima, quello là che ha detto tutte quelle robe, mi sono perso, però voglio dire, con re insomma, mica un re qualsiasi, sì. E poi è vero quello che ha detto lui, l'ho visto io, il guanto di piombo. A me il tubo non me l'ha fatto vedere neanche ai miei amici, e che poi gli versesse tutto il tubo, gli facesse, passa in mano i 22 grammi di radio, a me non mi ci credo, perché io non l'ho mai vista quella roba, la giuro, perché quando dico una roba vi dico è quello che dico, mica posso inventarmi, però di sicuro era un mago. E dicono che là dentro, come ha detto questi giorni là di prima, che non ho capito bene, ci fosse il segreto. E voi sapete anche come si chiama il segreto, che però io non ho capito bene, neanche quella volta. Perché sta storia della radio a me non l'avevo capita. Perché dicevano che era molto, molto pericoloso, ma in realtà io la radio l'avevo già vista. Ferrucette, il mio vicino di casa, c'aveva la radio e la teneva in cucina e tutti i giorni attaccava la radio e io sentivo perfettamente la radio che aveva un problema, e questo Don Agostino me l'aveva detto che aveva un problema la radio di Ferrucette, perché di sicuro era una radio comunista. Era una radio comunista perché tutte le volte che attaccava la radio a mezzogiorno, parapapapà, bandiera rossa. Conoscete bandiera rossa? Non è più di tanto di moda adesso, no? Cioè, parli tu di quelli lì, sì, ecco, questi qua sono i problemi che io non capisco, no? Cioè, adesso si è cambiato di moda, bandiera rossa non sa più nessuno, mancanza di ignoranza, studiate un po', storia, benedetti. Beh, insomma, comunque il Ferruccio c'aveva la radio in casa, e l'altro problema era questo: se uno sente la radio comunista vuol dire che è, ma che poca voce siete addormentati, se uno si ascolta la radio comunista vuol dire che si chiamava radio comunista, radio Capodistria, che se uno c'è la radio comunista è comunista, e io l'avevo capito subito, però non torniamo nei conti, perché il Don Agostino mi diceva sempre i comunisti, e qua e di là e di su e di so che mi si perdono, è chiaro? Boh. Ferrucette non c'aveva neanche la faccia e il martello dentro in cucina. No, fermi un attimo, c'aveva le pinze e i cacciavite, perché con le pinze e i cacciavite aggiustava le biciclette, che era il suo mestiere, che aveva attaccato a casa mia, no? Allora lui aggiustava le biciclette ma non c'aveva la faccia e il martello, allora e poi c'è un altro problema, era gentile, ma io lo dico sul serio, sapete, è stato proprio uno dei grandi amici che abbiamo avuto quando eravamo bambini là a casa mia, perché lui ci regalava i tocchi di camera d'aria per fare le fiome, dal produttore al consumatore. E poi la prima fionda, e qua mi viene un po' il magone, no? Perché la prima fionda me l'ha fatta lui, ha fatto il tavolo di Carpen, sapete cosa? Mancanza di ignoranza neanche perché Carpen non si sa, che è bello duro e fa le forcelle. Me l'ha preparata, mi ha dato la fionda, io ho preso la fionda, che se c'aveva il sasso, è che facevo il collaudo prima, ma se c'aveva il sasso adesso non sarei qui a vederci da tutti e due gli occhi. Ecco, si stavo dicendo, no? Che poi, quindi, non è vero che era cattivo, non ha mai mangiato i bambini, Ferruccio. E anche la radio comunista, qua devo essere chiaro, non è vero che diceva quello che diceva Don Agostino, perché la radio comunista è nostra, la radio Capodistria, bandiera rossa e dopo... E parlavi forte che non sento, sono sordo un pochino. Faceva gli auguri di buon compleanno che Gigetto compiva
2 mesi e mezzo e Pierino compiva 4 anni e che il nonno e la nonna erano tutti contenti, oppure che la Maria e Bortolo facevano 9 anni di matrimonio. Questo devo aver sbagliato qualcosa, ma comunque l'idea era questa. E poi non la giuro, credete la verità. Boh. E comunque, a parte questi problemi che non ho capito con Don Agostino, che mi era simpatico, se non operato, che non mi vedete il papon sulle rece quando che questa non l'avevo scritta, però ve la conto lo stesso. Andavo dietro all'altare su a Costa a suonare l'organo di nascosto, a suonare si aspetta già la luce e solo io do minore mi sorte quella roba là, di quelle papine mi sono preso una volta, disgraziato di sacri, il sacrato che io il sagrato della chiesa pensavo fosse un'altra roba. Comunque tornando a Feld, basta ridere, che ascoltatemi, era un mago, ma un mago vero, aveva fatto di quelle magie che quel signore là di prima di nuovo ha detto un sacco di roba che non ho capito con i faraglioni di Carpi, la magia, ma insomma non importa, però di quelle magie ha spiegato lui, ma a me è venuto il dubbio che non avete capito niente, perché parliamoci chiaro. Allora, sapete voi cos'è il carburo? Svegli? Come sì? Quanti sì? Chi è che non sa? Sulla mano, quella che vengono là. Il carburo, lui col carburo ci ha fatto di quelle robe, ci infissava tutte le luci dei palazzi dei re di Russia. Ma lo usavo anch'io il carburo! Sì, anche mio papà lo metteva nella lanterna. E sapete per far che? Per andare a Scios. Quando? Ignoranza, mancanza di ignoranza, dopo il temporale, perché dopo il temporale viene fuori Scios. E tu ciapi e li metti dentro, che dopo se non li metti dentro con la pignata, con sopra il quercio e una pietra, il Scios viene fuori e avevamo tutta la cucina piena di Scios la mattina. Ma questa è un'altra storia, fermola. Che mi diano una laurea honoris causa con tutte queste spiegazioni scientifiche che sto facendo. Si ciappa il carburo, si ciappa il barattolo della conserva. No, quello che faceva mio papà, quello che facevo io con Giovanni, Emanuele, Edoardo, sapete che amici. Si ciappa il pettocchetto di carburo, si mette sotto il, cioè è chiaro che non si buttava via la conserva che c'era dentro, Allora siete insieme e mica c'era da mangiare, che una volta la conserva costava, no, si ciappa il barattolo vuoto della conserva, si mette sotto il carburo, si mette così, ci sono mica bambini, sa, perché è pericoloso, si mette tutta la terra attorno, un busetto piccolo, scatola di fulminante, ma l'occhio è, perché se ciappa così, quello là va su 20 metri, sapete, di quei colpi, di quei... Cos'è che stavo dicendo? Perché adesso mi sono perso, io qua mi... Aspetta che vado agli atti. E c'è... Anche a Ferruccetta era cascato giù dall'albero, mi si è fatto male quella volta, però io sto bene, anche se fa male. Cosa che stavo dicendo? Ah sì, il carburo, già detto il carburo, dov'è che ero arrivato? Ah sì, il vero motivo per cui si dimostra inequivocabilmente che Noè era egoista è che ha inventato i coriandoli. Ma come fa? Come fa uno che inventa i coriandoli? Che vuol dire dar vita ai sogni, che vuol dire riempire il mondo di felicità. Come fa a essere egoista? No,
No, non era egoista, questo proprio è sicuro. Poi però è successa la disgrazia. Era già vecchio, sapete, cioè sui 100 anni, un po' più, un po' meno. Mi ricordo bene là perché è successa la disgrazia al circo Toro. Oh! Non avete mica pensato che faceva l'acrobata a 600 anni? Oh, no. Ma no, neanche il giocoliere, no, è stato ciapato sotto da un camion di Circo Tonni, appena sotto, che ci vuole proprio sfortuna, perché un camion di sognatori che ci ha sapere sotto un sognatore è proprio quella parola brutta che dite oggi che io dico sfortuna. È stato un tanto male, sì, molto male. È stato mesi in ospedale, sembrava morisse, ma lui, dove abitava lui? Come si chiamava il suo posto, l'ho detto che il signore prima? La Tana, lui era un lupo, un orso, dovevate vederlo, sembrava Mago Merlino, orso aquila, tutto insieme. C'aveva sti due baffoni grandi e l'imperiale bianco, sta barbetta bianca, sti occhi furbi, il naso aquilino, più aquila che lupo secondo me, a dire la verità, solo che non poteva mica chiamarlo se fosse stato un'aquila il mio, perché sennò lo prendevano per un negozio di roba per bambini magari, no? Invece la Tana dà il senso di quello che era. Beh, ma io mi sono perso di nuovo. Ah sì, stette molto male, però era un lupo, un orso, un'aquila. Ce la fece, si riprese, solo che camminava con tanta fatica. E allora sapete cosa ha fatto? Cos'è che era lui? Un inventore, si è inventato il girello. Non c'erano mica i girelli, ma cosa credete voi quella volta? Le US, la 7, 8, 9, 10, non c'era niente che roba là. Si è progettato un girello e girava in giro con questo girello su nella terrazza che c'era vicino alla sua casa, nella terrazza alta, se doveva fare scalini, e pian piano col sole si è ripreso. Ma era vecchio ormai, era veramente vecchio. E ogni tanto ci vedeva da lontano, ci salutava, ci pareva di andare a disturbare, di andare a vedere se aveva ancora sbraghe e spuma, e ci salutava da lontano, solo che vedevamo noi che era proprio vecchio ormai. E sapete, è bello diventare vecchi perché non lo so perché fa male al ginocchio, però succede un problema a diventare vecchi, che un po' alla volta tutti gli amici vanno via e li perdi sempre di più e ne hai sempre meno da andare a trovare, ne hai sempre meno che ti vengono a trovare. E allora ti viene a domandarti cosa ci stai a fare qui, che senso ha tutto quanto. E forse questa domanda qua se l'è fatta anche lui, anche il nostro gigante, e allora un giorno ha deciso che forse era meglio partire e si è trasferito nell'altra casa, quella qua a Sant'Andrea, quella che guarda verso Trieste, quando lui era bambino. Era novembre, era fine novembre quando è successo, e noi andavamo più poco, faceva freddo ormai. E quell'inverno non siamo andati più. E poi è arrivata la primavera. Ma io non lo so perché, però sarà stato perché eravamo diventati grandi. Sarà stato perché lui non c'era più e non ci siamo più andati. Ma io credo di aver dimostrato inequivocabilmente che non era egoista. E non solo, c'è un'altra cosa che ha fatto prima di morire. Ha scritto che tutti i suoi beni restassero a disposizione delle persone che stavano male, delle persone che non potevano, che non avevano i soldi per curarsi. Non era un gigante egoista.
era un gigante buono. Però la storia non è finita. Non è finita perché sono passati gli anni. Atti. Estati, primavere, autunni, inverni. E successe una cosa incredibile, che però non è incredibile perché succede normalmente. Il bosco della montagna pian piano cominciò a venire avanti, e non è una fiaba. Occupò il verde, arrivò fin quasi sulla casa e occupò la casa. E anche fuori il mondo stava cambiando. Succedeva una cosa, anche quella straordinaria, che però è ordinaria perché succede sempre. Cominciarono a costruire case. E case, e case, e case, e fabbriche. Case, fabbriche, supermercati, case. E i paesi si ingrandirono come delle piovre giganti, fino a quasi formare un'unica grande città. Una cosa meravigliosa. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh, non vi stranite mica che canto, ma? Eh sì, perché quando io ero bambino, tu passavi per le strade a piedi o in bicicletta, anche perché non avevi soldi gli anni per fare la patente, ma chi ce l'aveva la macchina quella volta? E sapete cosa si passava per le strade, cosa si sentiva? Si sentiva cantare. Tutti cantavano, c'era l'imbianchino che mentre pitturava i muri cantava là dove c'era l'erba, e poi c'era la massaia che mentre lavava i piatti cantava anche lei, là dove c'era l'erba. Tutti cantavano là dove c'era l'erba perché era la canzone più famosa che c'era. E dopo c'era il muratore sui cibali. Oh, ma vi siete accorti? Vi siete accorti? Non si sente più cantare. Aspetta, e nei cortili, nelle strade, quando hanno asfaltato la strada che da Costa va su a Cappella Maggiore, che non è mica successo 10.000 anni fa, è successo alla fine degli anni 50. È stato un miracolo, sapete a cosa vi credete voi? Cioè, queste robe qua sono successe, quella volta là sono 60 anni, poco più, anche meno, è cambiato tutto il mondo, sapete? E quello oggi è una roba incredibile, perché tu fai cico cià e parli con uno dall'altra parte del mondo, e cico cià e lo vedi, ciapi sei skate l'aereo, e in mezza giornata senza cico cià, te sei da che altra parte del mondo, ma scherziamo? Ma è una roba meravigliosa, una roba bellissima, però io non si canta più, però non si trova più il tempo di andare a trovare gli amici, neanche il tempo per fare due chiacchiere con i vicini. Quanto tempo è che non camminate sul bordo di un fiume ascoltando il rumore dell'acqua? Quanto tempo è che non vi fermate a guardare un quarto d'ora, non tanto di più, un tramonto? Era arrivata lei. Ma lo sapete che nel 1954, quando hanno inaugurato il Teatro Verdi, che avevano buttato via tutto, che era meraviglioso, era un teatro con tutti i palchetti eccetera, hanno buttato via perché bisognava fare la sala grande da 900 posti che non c'erano prima, no? Quando hanno inaugurato il teatro nel 1954, sapete chi c'era sul palco? Mancanza di ignoranza. Ci hanno messo la televisione perché c'era l'assia raddoppia, avete capito? Avete capito già come sarebbe andata a finire questa storia? Tutti la sera davanti alla televisione, a benedetto mondo. E sapete cosa è successo? Che a forza di sentire che il marito ammazza la moglie e il marito, che non ho capito, spero non lo facciano insieme perché sennò è un casino, il nonno, la zia, il cugino, la cognata della sorella della suocera, è successo che abbiamo paura, che per le strade non va fuori più nessuno. E se non va più nessuno, e questa sera io lo dico proprio di cuore, che questo qua è un grazie.
non si va neanche più a teatro. E nel 92, e 93, nel 92 e nel 93, qui a Vittorio, hanno chiuso tutti i cinema, tutti i teatri, la casa dello studente. No, uno è rimasto... Amica Mone in Vittoriani, quelle varietà poi, che non dico a cosa, ci sono i bambini, quindi io, no, eccolo qua. Però quella primavera là del 93, no, che era il 92 a dire la verità, che sbaglio anni, che dopo mi querelate, c'è anche la televisione qua che mi ha fatto firmare la dichiarazione che se dico vale, non ho capito. Beh, insomma, nel 92 uno di noi era un po' più vecchio lui, però eravamo tanto amici, Dario. Una mattina era stufo di sta roba, c'è quelle mattine che, e in più era un sabato mattina, e in più fuori c'era un profumo, era primavera, era, mi pare, credo fosse verso aprile, ma non lo so bene, insomma, comunque ha detto, io torno su, vado a vedere com'è il parco. Erano tanti anni che era morto Fender, ma non dovevo dirlo, mi è scappato il nostro gigante, ma avete capito che era lui, quindi posso dirlo, va bene? Allora, cammina e prende chi per mano, suo figlioletto piccolo, l'Alberto, perché gli dice: Alberto, stamattina ti porto a vedere dove, quando io ero come te, però tu devi stare attento a non andare per strada, devi stare attento, vabbè, aveva qualche contraddizione, ti porto dove giocavamo agli indiani, dove legavamo il Sergio e gli davamo fuoco quando se non, che dopo non vi racconto tutta di nuovo, perché insomma stavano su per la strada, c'è sta aria fiorita, sta roba meravigliosa, arrivano su. Sapete, avete presente che si fa così dopo? E giù in fondo, dove cominciava il parco, c'è un cancello grande, di ferro, enorme, non c'era mai stato? Non è vero che c'era il cartello vietato l'ingresso, c'era scritto la Tana fuori. E non c'era il cancello. E tutto attorno al cancello ci hanno costruito un muro alto, al manco 2 metri. Tutto attorno all'area. E Dario fa: ma non si può neanche entrare così, ma che modi sono questi qua? Ma chi è stato quel bandito che ha messo fuori il cartello vietato? Ha detto: adesso vediamo. Aspetta, Alberto. Si è arrampicato sul muro. Ha preso l'Alberto, lo ha messo sul muro, si è arrampicato sul muro. Non era un'allucinazione. Fuori era primavera, dentro nel giardino era inverno. E qua sì, su questo sono d'accordo con Luilde, aspetta che leggo. Nel giardino del gigante regnava ancora l'inverno. Gli uccellini non cantavano e gli alberi non fiorivano. Sotto la neve e il ghiaccio erano soddisfatti. La primavera ha dimenticato questo giardino, aveva esclamato. Perciò noi qui abiteremo tutto l'anno. Avevano invitato il vento del nord ed esso era venuto e tutto il giorno fischiava per il giardino e abbatteva i camini. È un posto delizioso. Dai, chiama la grandine. Era arrivata la grandine e ogni giorno picchiava sulle tegole spaccando fuori tutto. Era vestita di grigio e il suo fiato, ricordatevi questo colore, no, lo dico io, no qua, grigio, pericoloso, e il suo fiato era freddo come il ghiaccio. Dario, con Alberto che se l'era preso su perché faceva un freddo boia, cammina, sono arrivati fin sulla casa. I rovi sopra, e di qua il capannone mezzo crollato, e di qua un camino crollato, una porta sfondata, e dentro sporcizia. Ma chi è stato? Chi è stato? Chi è stato che ha ridotto tutto così? Chi è stato? In quel momento però, perché davanti alla casa c'è. Cosa c'è davanti alla casa? Che albero c'è? Oh, avete memoria? Lo vedevo prima, cosa? Un pero! Grande, bello! E su questo pero, senza foglie, là così, si posa un pettirosso. E dove si posa il pettirosso? Un piccolo raggio di sole che buca le luci, le nubi.
e illumina l'uccellino. E dove c'è l'uccellino lì davanti nasce un piccolo fiore di colore bianco. E Petiroso salta di qua. E qui un altro piccolo raggio di luce. Anche lui è d'accordo su sta roba. Qui sì, c'era anche lui forse. E poi di qua e poi di qua. E nel giro di poco tempo l'albero viene illuminato dal sole e diventa come gli altri. Vi ricordate? Un bouquet di fiori da sposa bianchi. E allora Dario ha capito, era quello il problema. Non c'erano i bambini. Il parco era stato chiuso. Allora prese su Alberto e gli corse sul muro, si arrampicò di nuovo, Cardilacca, giù, non racconto tutto quanto, se no mattina siamo ancora qua. Verbale dell'assemblea del 28 marzo 1993. Fatto vero. Cosa ha fatto? Il Dario ha chiamato tutti i suoi bambini, tutti i suoi amici, che erano bambini in quel tempo, amici, compagni. Leggo, è successa una cosa incredibile, pazzesca. Hanno tirato su un muro, hanno messo su un cartello, vietato l'ingresso, gli intrusi saranno puniti. E adesso nel parco c'è sempre l'inverno. Ma di cosa stai parlando, scusa? Non capisco, di che parco stai parlando? Del parco, ma di che parco? È del nostro parco, di quello del parco del gigante. Ma va là, non è possibile una cosa del genere. Sto cercando di ricordare le parole. Ma dai, ma chi è stato? E poi perché un muro? Perché l'Italia d'inglese no, è più bella. Non lo so, ma però so che adesso il parco c'è sempre l'inverno. Amici, compagni, io so come far tornare la primavera. Dobbiamo far tornare i bambini, riaprire il cancello, dobbiamo abbattere il muro. Ma scherzi, abbattere il muro, aprire il cancello, per me ci denunciano. Sì, no, sì, è vero, ci denunciano, si denuncia, dopo diciamo, io sono sicuro di una cosa, che il gigante sarebbe contento. Dobbiamo aprirlo, fare sì che quella casa diventi la casa di tutti, dei bambini, a disposizione della città. Dobbiamo ritrovarci, ritrovare il tempo per stare insieme, per raccontarci, per parlare, per vivere insieme. Io avrei un'idea, non parlava mai questo, avrei un'idea, perché noi chiamiamo la casa dei coriandoli. La casa decima, la casa dei coriandoli, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Ma scusa, Fennel ha inventato i coriandoli, ma dai, ma sì, può essere un'idea, la casa dei coriandoli. È successa la cosa più fantastica, incredibile, straordinaria del mondo. E io qua, tecnico, mi metti un po' di musica qua? Non lo sapeva, è colpa mia. L'amabile dei mascherai, il lupo dei pittori, la Pina della ludoteca, Elisabetta del giardino dei Cansei, il Carlo degli archeologi e quell'altro Carlo, quello un po' che fa teatro e crede sempre di fare il 68, e la concorrenza, il Piero, il Guglielmo, il Dario e Giovanni, il ragioniere, l'enigmista alpino e il gran Mogol con la Maria degli Scalzi. Il Mentina coi baffetti del Cineforo. Tutti insieme, tutti furono d'accordo e decisero, ben strano, fu quel giorno di primavera, quel 25 aprile 1993, due cortei provenienti uno da qui, dal Teatro Rossini, oggi da Ponte, e l'altro dal Verdi, con in testa due bande e dietro giocolieri, cantastorie, burattinai e dietro ancora
mamme, papà e bambini. E poi gli astrofi cinefili, troppi, si avviavano verso il centro città e ci fu una grande manifestazione con tanta gente per uno spazio teatro per il 2000. Siamo nel 2012 e non è ancora finito, anzi forse, però tanto era l'entusiasmo, e da lì nacque questo progetto di cui prima vi hanno raccontato, il progetto su questa grande area. Solo che c'era un piccolo problema. Nello stesso periodo altre persone più sfortunate, cui la vita aveva dato meno, avevano pensato di utilizzare quella casa per farci un loro centro. Ma non c'era problema, no? Ma scusa, ma cosa stai dicendo? La casa è grande. E poi se non è abbastanza grande la facciamo ancora più grande e stiamo là tutti insieme e impariamo una cosa fondamentale, che non è che si trova la felicità prendendo qualcosa. Ho dimenticato quelli della rondine, quelli che in una rondine non fa primavera, il Marcello, la Loredana, ne ho dimenticati, scusate, ma erano talmente tanti e io sono sicuro che qualcun altro c'era e oggi io l'ho dimenticato, vi prego di perdonare, però questo successe, una cosa straordinaria, un progetto mai visto. Ma non era finita, perché a quel punto anche il sindaco Mario disse sì, è giusto che quest'area diventi di tutti e non rimanga chiusa sotto il Monte Altare. E poi anche l'altro sindaco, il sindaco Antonio. E questa cosa avvenne e sta avvenendo, e nei prati della Fender si videro per la prima volta, dopo tanti anni, volare gli aquiloni. E mentre volavano gli aquiloni, in cielo più in alto volavano i falchi, perché è questo che succede. E ai limiti del bosco c'erano i caprioli. Scusa. Ma in tutte le storie c'è sempre un ma. Inaspettatamente, inusitatamente, ineluttabilmente, comodamente, chi arriva in città, il cavaliere di che colore? Voglio un coro! Anzi, l'euro cavaliere, sempre dello stesso colore. Lascio qua. Sono qua. È solo che c'è un problema. Non ha capito bene cosa è venuto a fare qua. Però una cosa ce l'ha in testa: chi che non è con me è contro di me, e come tale zecche avere ricordo zecche come tutti centro giovani Garnica verde no come tutti notturni verde no zecche come tutti caldo sto a fare collettivi teatrali verdi come tutti io stesso, collettivo mascherai, come tutti io stesso, quei della casa del gigante, tanti colori, come tutti stesso, come tutti, fermo un attimo, cavaliere, scusa un momento, ma guarda che qui lei è tanti, non lei che è pericoloso, che come tutti. Ti puoi mettere l'antenna, ti puoi vedere le zecche, e tanti. E lo chi che le parla qua,
Io che unto scotato dal popolo? Scusa, guarda, ascoltami, no? Sono sta che ti fa arrivare qua. Nani, mi sono fatto tutto da me, sato mi. Conoscete la canzone di Gabber? Mi sono fatto tutto da me, mi sono fatto tutto di me. Oh. Ste tento te. A che non mi te parmi a tanto verde, vero? Ah? Non è che ti sta cambiando colore. Ma no, lo dico per te. Scusa. Guarda, mi penso che ne ho trovato un altro. De meglio. Vabbè, se ne hai trovato un altro di meglio. Guarda sto qua che bel verdo, sto qua. Con tutti i boccoli. Barbetta, pizzetto, ma che bello. Ma picche verde, sinceramente a me sembra nero. Nero? Nero cangiante? Se ti gira bello, casca il vedello, casca la vacca, tutti con la bocca stracca. Gira bello, gira bello. Il problema è che malgrado la Durlindana verde, malgrado tutte queste cose qui, sì, problemi, sì, ma i nostri eroi tosti hanno. Solo che a quel punto succede qualcosa di più inimmaginabile, di più strano. Qual è in fondo il colore più pericoloso, se ci pensate bene? Il grigio della piattezza, il grigio della noia. E arriva un altro signore vestito di grigio che non usa la Durlindana, ma usa la borsa e sa che con i denari si possono comprare le cose, le persone e quello che è peggio, i pensieri. E là nascono veramente i problemi. Mi fermo qui perché, e mi tengo gli appunti davanti perché c'era un po' da raccontare ancora. No, un attimo solo. Mi fermo qui perché la storia è troppo recente. Oggi veramente il progetto del parco sta rischiando di andare in malora. E anche perché chi ha lavorato sulla divisione tra le associazioni, ha lavorato sul famoso Divide et Impera, e quindi oggi siamo preoccupati, siamo stanchi, eppure cercheremo, se possibile, di andare avanti, di lasciare qualcosa che resti come ha fatto il nostro caro Ettore Fender, perché visto che di lui stiamo parlando, nei riguardi delle generazioni a venire. E però voglio raccontarvi ancora un'altra storia, una storia di tanti anni fa, che con Fender non c'entra niente. Verso la fine del 1700 sbarca ad Anzio, a Roma, una nave dalle Americhe. In questa nave ci sono un gruppo nutrito di gesuiti spagnoli. Sono stati scacciati dal Sud America
dove hanno costruito una nazione lunga 4.000 chilometri e larga più o meno 100. In questa nazione, assieme al popolo Guarani, non c'è la schiavitù per 150 anni. Non solo, per 150 anni si mescola la cultura originaria degli Indios Guarani con la cultura, con i livelli più elevati della cultura europea, della musica, della pittura, dell'architettura, dell'urbanistica, della scultura. Non c'è la schiavitù e tutto attorno c'è la schiavitù. E questo piccolo terra, questa piccola stretta fascia di terra, lunghissima però, vede architetti, pittori, musicisti arrivare là a sviluppare questa cultura, questo mescolarsi di culture. Spagnoli e portoghesi nel 1750 attaccano insieme, non saranno mai alleati gli spagnoli e i portoghesi, insieme attaccano questa fascia perché è troppo pericolosa, perché lì c'è la libertà, perché se si espandesse la schiavitù non potrebbe più esserci e quindi i loro profitti, perché i loro profitti non sono per le miniere di argento, di Potosí o di là, ma sono perché c'è la gente che va nelle miniere e se non c'è la schiavitù. C'è l'ultima battaglia tra il popolo Guarani, guidato dai gesuiti, e i spagnoli e i portoghesi. Naturalmente chi vince? Il più forte. Sarà un degrado, le chiese verranno distrutte, i villaggi distrutti. Non ci saranno molti morti, ma gli stessi indios che avevano sperato di aver trovato quello che è il loro mito, la terra senza male, questo è un mito antichissimo dei Guarani, verranno perdendo fiducia nella possibilità di averla trovata, nella possibilità dei gesuiti come loro punto di riferimento. Cominceranno un degrado sociale e morale che li porterà all'alcolismo e a tutte le altre forme di degrado umano. La storia finisce così. Questi gesuiti verranno presi, imprigionati in un monastero a Faenza e di lì non usciranno mai più, fino alla morte, perché si vuole assolutamente eliminare la possibilità che questa storia venga conosciuta. E difatti poca gente la conosce. Eppure ancora oggi in Bolivia, e questo è un dato, esiste, ci sono contadini umili che costruiscono violini, violoncelli con la stessa tecnica dello Stradivari, che suonano melodie composte da Zipoli e da grandi Santon Sepp, grandi musicisti italiani arrivati là, che ancora oggi suonano a orecchio, senza nessuna cultura musicale, queste musiche. Quella che sentite in questo momento è una musica di Domenico Zipoli, ritrovata in una missione a Chiquitos in Bolivia. Buonasera.